Eccoci qua, bentornati su Hard Rock Adventures. Sono con Mattia Pillai e oggi abbiamo intenzione di arrivare Non lo so, però sono tanti chilometri. ai bacini di Corongiu, vicino a Tasonis, con partenza da Sestu. Riusciremo? Vediamolo. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. You're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you, they can hurt you somehow. Eccoci! Abbiamo appena superato Maracalagonis e siamo in una bella salittina che ci avvicina ai bacini di Corongiu. Abbiamo fatto una ventina di chilometri. 18. Mattia mi dice 18, ma io sono partito da prima, quindi giusto. Cielo un po' velato, ma la giornata promette bene. Quello che voglio vedere, se c'è ancora, ma non dirò la posizione esatta, è il nido di una coppia di astori. Rapace rarissimo. Vediamo se riesco a filmarli senza disturbarli. Primavera brilla nell'aria e per i campi esulta, sì che a mirarla intenerisce il cuore. Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gates. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. Stiamo per arrivare al villaggio di Tasonis. Dovrebbe essere una frazione di Sinai. Praticamente anche Ozieri è una frazione di Sinai. Talmente è vasto il comune di Sinai. E da lì dritti verso i bacini di Corongiu. Da lì si va per il villaggio. Ah. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than... Allora, quello lassù è il nido di una coppia di astori che io filmai tempo fa. Non so dove sia finito quel filmato. Ora o hanno abbandonato questo nido, che è proprio su quest'albero sopra di me, oppure magari sono a caccia, non lo so, potrebbero tornarci nella stagione giusta. The sky, Mr. Taste the moonshine, teardrop my country road. Take me home to the place where I belong. West Virginia, Mount Mama, take me home, country road. I hear a voice in the morning, now she calls me. Radio, I feel my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mount Mama, take me home, country road, take me home. Vieni che vediamo la capanna dello zio Tom. Vieni. Questa è la capanna di chissà chi. C'è una forchetta. Che addozza, madonna, però c'è il fil di ferro se dovesse servire. Cosa sta addosso? Prende mosca. Strano. Però lì c'è un cerchio già pronto per fare il fuoco.
Signora Nedda, innanzitutto dove ci troviamo? Siamo ai bacini di Corongio, alla fine del lago in direzione nord, diciamo. Esattamente, cosa ci facciamo qua? Dio solo lo sa. Dio solo lo sa. In questo momento cosa sta facendo? Vedo che sta utilizzando un coltello. Sto facendo un forchettone per Sì? girare la carne Ah, con un pezzo di lenteschio. e l'idea da dove le è venuta? Chi gliel'ha dato questa idea, questa Da quando ispirazione? mi sono bruciato le mani girando la carne. Capisco. E quindi si presuppone che ci sia anche della carne. Carne di maiale proveniente dal Sarcidano. Dal Sarcidano. Ah, capisco. E questo fuoco l'ha acceso lei? Sì. Come l'ha acceso? Col Ce lo suo vuole aiuto. istruttare? Istruttare? Qui ci stiamo trattando davvero male. No, Siamo no. col vinello, le bici, sulla riva di un bel ruscello, isolati da tutto, totalmente covid free per chilometri, anche perché chi ne tiene di noi, dai. Pronti a ripartire, abbiamo spento il fuoco dell'arrostita, casco in testa, Ho mangiato, bevuto. e si riparte. Let's go! So che guarderai questo video. Cazzo ce ne vuole di pazienza per sopportarti, però ti voglio bene. Pro Spielberg, Mariviga. Andiamo Spielberg. Ed eccoci sul ponte prima di Tasonis, siamo fatti una bella discesina in relax. Ora chiudiamo qui il video, altrimenti dura troppo, e ci concentriamo sul rientro, right? Sì. Cosa mi dici di questa avventura? Per le Non- 22 saremo a casa. Alla prossima, mi raccomando, se vi è piaciuto il percorso iscrivetevi al canale e mettete un like. Facebook Yo Lazy. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin.